Arrestato a Bibione un 44enne che si denudava e molestava le giovani turiste nella pineta, in alcuni casi entrava nei condomini e terrorizzava le sue vittime. Buonasera ai telespettatori di Antenna 3 Nord-Est, ben trovati, questa è l'informazione da Venezia. In primo piano c'è dunque la cronaca. Era diventato l'incubo delle ragazze. Parliamo di un 44enne che è stato arrestato dalla polizia municipale di Bibione con l'accusa di violenza sessuale, atti osceni in luogo pubblico e molestie. Sentiamo. Non solo completamente nudo, avvicinava le ragazze nelle spiagge di Bibione e le molestava, ma aveva pensato bene di entrare nei condomini della città balneare per costringere le sue vittime ad un approccio sessuale. Fortunatamente le ragazze erano riuscite a divincolarsi e fuggire, ma lui non mollava e sceglieva altre turiste, fino a ieri pomeriggio quando è stato individuato ed arrestato. Si tratta di un ungherese di 44 anni. Pesantissime le accuse, violenza sessuale, atti osceni in luogo pubblico e molestie. A far scattare le indagini una ragazza sfuggita all'ungherese. La giovane terrorizzata era stata inseguita nella pineta di Bibione ma poi soccorsa dalla forestale. In lacrime aveva raccontato l'accaduto. L'ungherese era riuscito a fuggire ma poi è stato bloccato dalla polizia. L'uomo perquisito è stato trovato in possesso di mazzi di chiave e arnesi da scasso. Altre turiste lo hanno riconosciuto come il responsabile di gravi atti di libidine avvenuti qualche giorno prima nei condomini di Bibione. 3 le ragazze straniere dai 24 ai 27 anni che hanno denunciato l'accaduto riconoscendo il molestatore. Fortunatamente tutte le vittime sono sempre riuscite a fuggire. L'ungherese è stato trasferito nel carcere di Venezia e intanto continuano le indagini delle forze dell'ordine per accertare la provenienza delle chiavi in possesso del 44enne. La sua posizione potrebbe aggravarsi ulteriormente.